quarti di finale del torneo delle regioni, siamo nella partita femminile, la terza partita che si gioca quest'oggi presso lo stadio Vito Curlo di Fasano. Siamo arrivati ormai in una fase clou, in una fase centrale, anche particolarmente importante, e adesso in campo proprio per le due rappresentative femminili troviamo Trento con addosso la casacca blu e Lazio invece con addosso il kit, il completo in arancione. Allora diamo subito lettura delle formazioni. Agosti tra i pali nel 4-2-3-1 del Trento, poi Bonfanti, Bertè, Bonelle e Lucchetta a comporre il poker di difensori, letteralmente da destra a sinistra, Martinelli e Mosaner invece per quanto riguarda la mediana 2, Volpatti trequartista, poi c'è Girardi a destra, Bulla a sinistra e Scalabrin per quanto riguarda invece il ruolo di centravanti. Per quanto riguarda la Lazio, 4-3-3, o meglio il Lazio, Scaloni in porta, poi da destra a sinistra Mossino come terzina, poi Carminucci e Cafiero centrali, Passarani a sinistra, invece in mediana Gianni, Nardelli e Mandara. Per quanto riguarda invece il tridente offensivo ci sarà Gallo come centravanti, Schisa e Pizzi invece rispettivamente a destra e sinistra. Questo è uno dei quarti di finale che si disputerà a brevissimo, con il primo pallone del match che verrà giocato proprio dal Lazio, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, di conseguenza anche rispetto ai vostri teleschermi. Tutto pronto, le ultime raccomandazioni per quanto concerne il direttore di gara ai due allenatori. Naturalmente si gioca sotto una pioggia battente con il maltempo che sta letteralmente accompagnando dall'inizio di questa manifestazione il torneo delle regioni. Lo ha fatto già nella giornata di inaugurazione, in quella che doveva essere una sorta di festa un po' bagnata, per l'appunto resa umida dal meteo, che verosimilmente accompagnerà questa condizione climatica all'intera manifestazione fino alle fasi finalissime in scena domani e dopodomani. Fischio d'inizio, si comincia subito un lancio lungo a cercare lo stop da parte di Schisa, che riesce a mettere giù, poi riesce anche a cavarsi le mezze a due. Brava e fortunata l'esterno destro del Lazio, che prova subito con Gallo adesso a sfondare lì sul versante destro, dove Mossina ha provato a dare manforte. Poi siamo già dall'altra parte. Scalbrin gestisce, poi la palla arriva nuovamente sui piedi di una calciatrice della formazione laziale, ossia Gianni, cui passaggio però si dimostra impreciso ed imperfetto, quindi rimessa in favore del Trento. Rimessa laterale, battuta in profondità, lascia scorrere con tranquillità Carminucci prima di chiamare in causa Scalon. Questa al rinvio lungo a cercare subito Gallo, anticipata però da Bonella, quindi il pallone viene gestito per vie centrali ancora dal Trento. Martinelli allarga a destra, cerca la velocità di Volpatti che sfida un avversario, lo punta, gioco di gambe, vorrebbe saltarla, va sul lato corto dell'area di rigore, cross a dentro, un tiro cross, la riesce a smanacciare in un certo qual modo Scalon, evitando il primo brivido del match. Primo corner dunque in favore del Trento, che ci ha provato già dopo un minuto con questo cross della destra. Il pallone intanto deve essere posizionato meglio, e questo quanto raccomandato dall'assistente del direttore di gara, con l'arbitro che adesso dall'ok si può battere dalla bandierina il cross con il destro, traiettoria a rientrare la parata in due tempi, anzi in tre, alla fine subisce fallo Scalon e quindi punizione in favore del Lazio. Punizione che però ha tanto le sembianze di un rinvio dal fondo. Cafiero. Passarani di prima intenzione non trova però nessuna compagna di squadra da quelle parti, quindi Bonfanti prova ad approfittarne, ci riesce solo fino ad un certo punto col pallone che danza sulla linea laterale di campo, poi deve allontanare in maniera molto più convinta Bertè. Volpatti ancora lì sulla destra, da dove è nato fino ad ora l'unico guizzo in questi primi 2 minuti e mezzo di partita. Ovviamente ancora 0-0 il parziale. Suggerimento per vie centrali, dove Gallo subisce però fallo. Punizione.
Punizione battuta con un cambio gioco, Mossino mette giù, poi rialza la sfera, buono il suggerimento ancora dalle parti di Pizzi che lascia scorrere, non ci è arrivata la spizzata, forse nelle intenzioni era destinata a Gallo, però quest'ultima non ha trovato l'impatto pulito col pallone, così come non trova l'impatto pulito anche Volpatti, che alla fine si deve accontentare di questa rimessa laterale. La formazione trentina particolarmente rimaneggiata a causa di un'intossicazione alimentare che ha colpito questa formazione. Non a caso c'è una panchina davvero cortissima quest'oggi, tante giocatrici, alcune delle quali anche molto importanti, messi ai box. Sono in totale 6 le assenze per quanto riguarda la formazione che vedete in campo in casacca blu, colore abbastanza familiare a questo impianto perché qui ci giocano i biancazzurri del Fasano al Vito Curlo. Stop ma riuscito, Bonfanti prova a gestire il pallone, alla fine lascia che scorra in rimessa laterale prima di aggiudicarsela per batterla personalmente. Tentativo acrobatico di Volpatti che non riesce, ma il possesso non cambia. Bonella. È rimasto giù intanto una giocatrice del Trento, colpo di testa nel frattempo di Carminucci, che va a gestire così il pallone. L'ultima a toccare forse è proprio lei, infatti la rimessa sarà trentina. Rimessa battuta da Lucchetta in profondità, colpo di testa ad anticipare, poi dopo la spizzata aerea c'è un up and under, pallone conteso di testa, ci arriva direttamente Mosaner, capitano di giornata, poi altro pallone alzato da Martinelli, messo nuovamente giù, si può tornare a giocare, prova adesso il Lazio ad andare via. Trattenuta evidente ai danni di Mandara, quindi punizione praticamente nel cerchio di centrocampo per il Lazio. Punizione battuta in profondità, il pallone arriva in area di rigore prima di essere allontanato, ma c'è stato fallo commesso precedentemente ai danni di un difensore del Trento. Altra punizione battuta però un po' a metà strada, se la cava comunque la formazione trentina con il controllo di Bulla, poi per vie centrali prova ad accendersi Lucchetta che forse viene spinta, sì, secondo l'arbitro c'è stato un tocco di troppo da parte di Schisa a detta del direttore di gara che quindi assegna questo calcio di punizione ancora al Trento che in questi primi 6 minuti è riuscito a rendersi appena più pericoloso rispetto alla formazione laziale. Bertè in profondità, colpo di testa ad anticipare ogni intenzione, quindi possibile nuovo break per la formazione laziale, lancio ancora a cercare Gallo che però è troppo indietro rispetto alla linea del pallone, nettamente più in vantaggio in anticipo Bonella, si lascia ben volentieri aiutare da Agosti, poi Bonfanti circumnaviga l'avversario, lo fa altrettanto anche con il pallone, prova a condurlo un po' su quel versante lì, alla fine ci mette una pezza Nardelli. Il pallone passa. Pizzi cerca Gallo, questa volta no, neanche in questo caso riesce ad anticipare Bonella che è brava e che è attenta nel chiudere l'avversario in rimessa laterale. Ancora Bonella ad anticipare, nuova rimessa, questa volta però il pallone esce al di là rispetto alla recensione, bisogna recuperarne uno delle due panchine. Qualche istante di troppo perso per il recupero del pallone, che alla fine però è arrivato dalla panchina del Trento, la rimessa però sarà per il Lazio, rimessa battuta in profondità dove c'è il tentativo di stop ancora da parte di Gallo, sempre Bertè a darle fastidio, poi alla fine il pallone lo riesce a recuperare, cambia di conseguenza il possesso.
Sfera gestita, non benissimo però, perché a detta del secondo assistente la palla ha oltrepassato la linea laterale di campo, di conseguenza si procederà con una nuova rimessa laterale. Bisogna però attendere, perché l'arbitro va verso le due panchine, proviamo ad ascoltare. Bisogna cambiare il pallone, perché? Perché quello con cui si sta giocando adesso, dopo averne perso uno, è stato recuperato dalla panchina del Trento, però non si può giocare con quelli, bisogna giocare con quelli appunto dell'organizzazione, ne è arrivato adesso uno, quindi passaggio burocratico, se così vogliamo considerarlo, cambio del pallone eseguito, rimessa battuta, non il massimo raffreddarsi, tra virgolette, in condizioni climatiche così precarie, se non altro, quindi bisogna tenersi in movimento soprattutto nelle battute iniziali di partita. Altro colpo di testa ancora, col pallone che non vuole saperne di abbassarsi, adesso però viene sì gestito ancora da Volpatti, forse la più in palla tra le 22 sul rettangolo di gioco. Gallo questa volta arpiona bene il pallone, lo stoppa, giocata con la coscia, poi va giù con leggerezza secondo l'arbitro, perché infatti a suo avviso non ha subito fallo. Ancora Trento adesso in avanti. Rimpallo con l'ultima a toccare che non è stata Bulla e infatti va a battere questa rimessa, anzi lascia che l'onere sia tutto di Lucchetta. Rimessa battuta però male, quindi cambio, fallo laterale per il Lazio. Altra rimessa in profondità, colpo di testa, anzi di spalla, con grande personalità da parte di Mosaner, che fa sentire il fisico qui all'avversario nella circostanza. Ancora Gallo che ha abbassato tanto il proprio baricentro pur di provare a rendersi adesso un po' più utile anche nella manovra di costruzione del Lazio, ma c'è ancora il Trento che prova ad attaccare. Il pallone di Bonfanti non passa, poco importa, perché ci arriva in seconda battuta Girardi, controllo con la suola, giocata anzi con la suola quando intanto continua a piovere, anzi forse la pioggia si sta minuto dopo minuto anche intensificando qui a Fasano. Altro pallone allontanato di testa, ancora un'attentissima Bertè, poi il tocco è un po' difettoso, chiamata agli straordinari la Martinelli, che però è l'ultima a toccare secondo l'arbitro, quindi rimessa per il Lazio, rimessa per Mandara. Una finta, una grande finta, eludere la marcatura dell'avversario, poi altro passaggio filtrante, questo indirizzato dalle parti di Schisa, che però non raggiunge l'impatto col pallone, chiusa ancora da un'attenta retroguardia del Trento. Rimessa battuta adesso ancora dalle parti di Gallo, che prova a gestire il pallone, poi in due complicano la vita ad un avversario, questo avversario è Bonella che non riesce a cavarsela, poi però sì, e quindi ancora Trento alla caccia del pallone, a recuperare il pallone, altro pallone per Scalbrin che riesce a gestirlo molto bene in mezzo a tre, situazione di possibile break, di possibile contropiede nonostante l'inferiorità numerica offensiva. Alla fine il tocco di esterno è poco fortunato, se la cava qui Mandara come meglio può, poi riesce ad allontanare molto bene, c'è però il pallone che viene subito intercettato ancora da Bonella che è praticamente ovunque, poi Bulla. Lo rimette a disposizione di Bonfanti che però non resiste al tackle in scivolata con i tempi giusti da parte di un avversario, quindi occhio. Schisa prova ad andare via, subisce fallo non secondo l'arbitro che le dice e le suggerisce di rialzarsi dopo l'intervento di Lucchetta, preziosissima nella circostanza.
quasi una retroguardia a 3 in alcuni momenti, quella del Lazio. Rinvio non troppo lungo, col pallone che viene poi conteso all'altezza del centrocampo. Lucchetta, servita all'indietro da Volpatti, che se la cava come meglio può dopo aver rifilato anche una sportellata, ovviamente involontaria. Schisa, lancio lungo di Agosti, colpo di testa all'indietro, quasi buono, quantomeno nelle intenzioni lo era sicuramente. Poi il pallone viene subito rubato da Martinelli, quindi occhio a questo nuovo break con il corridoio lì libero sulla destra, dove c'è Girardi che arriva sul pallone, vuol crossare di prima intenzione, mette dentro la sfera, allontana immediatamente Cafiero, poi ancora Girardi a cavarsela, a mettere a disposizione di Mosaner, poi il cambio gioco e lo stop ma riuscito, ciccato da parte di Volpatti. Ricordiamo anche gli altri quarti di finale della femminile: Calabria, Abruzzo, Lombardia, Umbria e Veneto Marche, oltre ovviamente a Trento Lazio, che è la partita che vi stiamo raccontando e che al quarto d'ora vede ancora le reti bianche e vergini. 0-0 infatti il parziale al Vito Curlo. Pallone gestito, chiedono intanto attenzione, chiedono una scossa dalla panchina del Lazio alle calciatrici in maglia arancione. Rimessa per Lucchetta, ancora una volta dalle parti di Volpatti, che si gira, vorrebbe trovare lo spazio utile per calciare però non ce l'ha, quindi deve tornare un po' all'indietro. Bonfanti rischia qui di complicarsi la vita, infatti è ciò che fa, cambia il possesso, altro lancio lungo, ancora Mosaner, lì padrona della cabina di regia, padrona della mediana per qualità e quantità rispetto a quanto visto in questo primo quarto d'ora. Chiama il pallone, non gli arriva però da parte di Girardi, che lo recupera, forse subisce fallo, non secondo l'arbitro, che le suggerisce anche in questo caso di rialzarsi la rimessa, comunque sarà trentina. Giocano un po' col fuoco dalla retroguardia del Lazio, alla fine comunque se la cavano le calciatrici in maglia arancione. Gianni deve intervenire. Schisa a metà strada vorrebbe dare un po' una mano a Gallo, ma alla fine sul pallone c'è sempre Mosaner che allarga sulla destra, dove Bonfanti mette dentro un buon pallone nelle apparenze, perché c'è l'anticipo di testa da parte di Carminucci, ma l'azione ancora non è terminata perché c'è ancora il Trento nella propria fase offensiva di costruzione. Martinelli però sbaglia, c'è anche uno scontro con Gianni che rimane giù, si continua comunque a giocare, l'arbitro poi vede un altro fallo, fischia questo, però bisogna prima sincerarsi delle condizioni di Gianni, che è rimasta per terra, si rialza soltanto adesso. Stesso discorso anche per quanto riguarda Gallo. Altro lancio lungo, tentativo di assist con il tacco sempre da parte di Gallo, che però non trova l'impatto con il pallone, quindi la sfera si spegne e si addormenta sul fondo. Sarà il rinvio per Agosti. Rinvio battuto corto, poi c'è la svirgolata nel tentativo appunto di spazzare il pallone. Attenzione a Schisa, che viene però anticipata molto bene, poi proprio Gianni, prima sul sinistro, poi sul destro, alla fine calcia, tentativo che viene murato sul nascere. Bella giocata da parte di Gianni nella circostanza, poi l'azione è ancora viva con Schisa che tiene il pallone lì sulla destra, poi va via ma la sfera la lascia lì e quindi cambia il possesso. Tentativo di tunnel ma riuscito anche questo. C'è un altro errore, errori in sequenza per un'azione che termina con la rimessa laterale in favore del Trento.
altro pallone spazzato in avanti, gestito, poi è spazzato nuovamente dal grande intervento difensivo da parte di Nardelli. Poi a gestire lì sulla destra c'è ancora Gallo, che però non ha lo sprint per andare, si deve accontentare di una rimessa laterale che batterà adesso Mossino. Non ci sono compagni da quelle parti, quindi si va un po' più lungo in profondità, però nella terra di nessuno. Pallone alzato di testa, poi tenuto in campo, l'ultima a toccare una calciatrice, un attaccante in maglia arancione, e quindi rinvio dal fondo a cura di Agosti. Altro rinvio in profondità, questa volta poco dopo la metà strada tra l'area di rigore e il cerchio di centrocampo. Gianni gestisce bene, con fortuna e tenacia, però attenzione perché il pallone viene subito liberato, posizione di evidenti offside però da parte di Volpatti, servita con i tempi sbagliati decisamente da una compagna di squadra, era andata nettamente al di là rispetto alla linea dell'ultimo difensore, la fantasista in maglia numero 20 della formazione trentina. Chiedono un pallone lungo dalla panchina del Lazio, eccoli accontentati nell'altra metà campo, però a ricevere ci arriva subito Mosaner con la sfera che però torna tra i piedi delle ragazze in maglia arancio. Una giocata tentata molto elegantemente da Gallo, che però non riesce, quindi deve accontentarsi anche in questo caso di una rimessa laterale. Mossino con le mani, ancora Gallo di testa a prolungare ma solo per un avversario, quindi ancora Mossino, dunque nuovamente Gallo, altro pallone qui riconquistato e recuperato. Volpatti allarga a sinistra in maniera però troppo veemente e prepotente, non ci può arrivare Bulla per quanto si potesse sforzare, davvero questo pallone era irraggiungibile per lei. Altra rimessa lunga, doppio colpo di testa, l'ultima a toccare è stata Mosaner, quindi nuova rimessa laterale battuta qui da Mossino in profondità, sul pallone non ci arriva nessuno, quindi in tutta tranquillità Bonella va da Agosti. Lunga con il destro, praticamente con la spalla, qui Gianni, ancora l'intervento in uscita da parte di Agosti, brava qui nel senso della posizione a tenere alto il proprio baricentro rispetto all'area di rigore, poi subito un lancio lungo di Lucchetta, questa volta lo stop di Scalbrini è buono, l'azione allargata sulla destra da Volpatti che praticamente sulla tre quarti fa da tuttocampista, allarga bene, potrebbe arrivare un cross da quel versante, infatti è così, però non trova nessuna compagna di squadra, la sfera si spegne oltre la linea di fondo campo, para senza problemi a gioco fermo Scalon. Gestisce il pallone sull'ampiezza qui la formazione laziale, poi alzato un campanile, ancora a cercare Schisa, non trovata grazie ad un altro grande lavoro da parte di Mosaner, poi l'ultima a toccare e ancora Mossino, anche lei onnipresente su quel versante. Lucchetta, qui non trova nessuno, si praticamente regala un 1-2 in autonomia. Vuole tornare sul mancino, gran giocata, eludere non una ma ben due avversarie. Poi il pallone torna ancora da Mosaner che tocca in maniera però imprecisa, quindi la rimessa sarà ancora laziale. Allora, quando Schisa, per quanto riguarda il Lazio, da esterno destro naturale si abbassa, praticamente così come vedete quasi sulla tre quarti difensiva, si abbassa notevolmente anche la Gallo che da centravanti diventa a sua volta l'ala a destra e da lì si crea quello sbilanciamento di Pizzi che dalla sinistra invece diventa quasi finto centravanti. Altro tocco qui da parte di Carminucci, ancora in rimessa laterale, questo per leggervi un po' una trama a sfondo tecnico-tattico di un Lazio che così come vedete nella fase difensiva diventa praticamente 5-4-1 con Gallo unico punto di riferimento
offensivo. Braccata comunque è uomo, anche se sta attaccando adesso il Trento con questa rimessa battuta in area di rigore, pallone che rimbalza poi di testa, un alleggerimento intelligente nei confronti di Scalon da parte di Cafiero. Va lungo Scalon, colpo di testa che però non arriva, quindi Gallo prova a gestire il rimbalzo, gestisce però altrettanto bene la sfera Bonfanti, che complica un po' la vita a Bonella, che alla fine di prima intenzione se la cava e come. Martinelli quindi sulla destra, dove Girardi non ha spazio utile per girarsi, quindi rimessa ancora laziale. Adesso provano le due formazioni a intensificare un po' la partita in termini di ritmo, con appunto questo passaggio filtrante lì a cercare la corsa della stessa Pizzi, che combatte, duella, però non può proprio raggiungere il pallone, complice anche il grande lavoro difensivo ancora da parte della Bonfanti. Rinvio lungo, stop di petto, poi pallone alzato di testa, Bertè la mette giù, alla fine sul pallone ci arrivano soltanto le calciatrici in maglia arancione, quindi Mossino ha un po' di spazio sul versante destro, prova a mettere dentro il pallone, gestito bene lì all'ingresso dell'area piccola da Schisa, che tiene molto bene botta, poi il tiro, c'è forse una deviazione, sì, secondo il direttore di gara, quindi calcio d'angolo, sta provando pian piano ad aumentare i giri sul motore anche la formazione laziale. Calcio d'angolo in favore del Lazio, pallone buono con la sfera che viene fatta per uscire dall'area piccola, dove sono arrivati tutti i saltatori, però hanno avuto la meglio quelli difensivi della formazione trentina. Intanto il tecnico della formazione laziale vuole che cambi il battitore, vuole che ci vada Mossino e non Carminucci con le mani, forse per optare per una soluzione lunga e profonda. Così fa, però trova soltanto la testa di un avversario che 2 volte colpisce. Si tratta di Bonella, che mette quindi nuovamente in rimessa laterale. Lo stop con il petto che riesce da parte della Gallo, che però poi il pallone lo perde, si lamenta un po' con il primo assistente, voleva forse una deviazione, voleva forse un calcio d'angolo, a detta invece dell'assistente, del direttore di gara, si può procedere tranquillamente con un rinvio dal fondo. (27) i minuti sul cronometro, ancora 0-0 il parziale tra Trento e Lazio, da puntare sul nostro taccuino soltanto quell'azione già dopo 2 minuti in favore del Trento, poi da lì poco altro. C'è intanto un fallo qui fischiato forse con un po' troppa leggerezza dal direttore di gara, commesso da Pizzi, una presunta trattenuta ai danni di Bonfanti. Sta lavorando però davvero molto bene la linea difensiva a 4 del Trento, Bonfanti, Bertè, Bonella, Lucchetta, difficili da superare. C'è un velo di Mosaner col pallone che però non viene molto ben gestito in attacco, quindi Volpatti si slaccia ancora una volta dalla cerniera della tre quarti per provare ad aiutare i suoi nella costruzione e nella manovra, e infatti è esattamente quello che fa adesso. Sempre Mosaner, ancora Lucchetta, tutta fascia quasi. Bulla, grande lavoro di fisico, riesce ad andare via. Bulla lì col mancino potrebbe crossare, è quello che prova a fare, però c'è anche il grande lavoro di Mossino, un mismatch, una partita nella partita, quella tra Bulla e Mossino, veramente molto affascinante.
Altro lancio lungo con il tacco, il tentativo elegante da parte di Pizzi che però non trova Gallo, quindi altro pallone allontanato, lo mette giù Scalbrin, riesce ad andare via, poi tenta la fuga su quel versante mancino dove però c'è Cafiero a fare decisamente buona guardia, alla fine però non riesce ad evitare anche la rimessa laterale che verrà battuta adesso con le mani dalla formazione trentina che ha alzato un po' il proprio baricentro, sta provando adesso a rendersi pericolosa, a mangiucchiare qualche metro dalle parti di Scalon. Rimessa, battuta per il colpo di testa all'indietro da parte della Girardi, poi la palla viene risputata fuori dall'area di rigore. Ottimo lo stop di Bulla che poi elude la marcatura di Mossino, tenta il tiro Bulla, facile la parata per Scalon. Il lancio lungo ancora di Scalon, di testa però ci arriva nuovamente Bulla, poi il pallone viene messo giù da Bonella, una gran giocata a servire Mosaner, poi l'intervento in tackle, in scivolata da parte della Nardelli. Gianni non trova l'aggancio col pallone, si è sforzata tanto per provare a raggiungere una sfera indirizzata verso la rimessa laterale, sicuramente non ha aiutato il sintetico del Curlo impregnato di pioggia. Altro colpo di testa all'indietro, gestisce bene Volpatti che poi forse subisce fallo, non secondo l'arbitro, il pallone intanto viene recuperato, Volpatti infatti si rialza, riesce anche in un tunnel, non riesce però a invertire il possesso con il pallone che viene tenuto tra i piedi delle calciatrici del Lazio. Schisa cerca la giocata dalle parti di Pizzi, non riesce a trovarla, quindi altro rinvio lungo, tentativo di stop però sbagliato. Ancora Volpatti dunque. Nardelli riceve, poi Mandara smista sulla sinistra. Prova ad alzare il proprio baricentro adesso il Lazio, azione individuale, può arrivare anche un tiro, invece diventa un assist, però occhio ancora a questa offensiva da parte della Cafiero che però sul più bello perde palla, ha fatto praticamente tutto il campo su quel versante mancino, nell'ultimo strappo di campo disponibile c'è il tentativo di assist di Lucchetta che però non riesce a trovare il contatto pulito con la sfera Bulla, poi il passaggio filtrante è nettamente in anticipo per l'uscita Agosti, ha provato ancora a rendersi pericolosa su quel versante mancino. La formazione trentina sull'asse Lucchetta-Bulla. Pallone messo giù bene da Volpatti, poi il pallone passa un po' in mezzo a due, un attimo di esitazione, alla fine ripulisce Mosaner. Bonella, Bertè, ancora Bonella. Schisa alza il pressing, infatti Bonella poi il pallone rischia di perderlo e così è. Ancora Schisa a sinistra dove arriva Pizzi, tentativo in scivolata da dietro, falloso secondo l'arbitro che ha avuto mezzo istante di esitazione, alla fine ha fischiato proprio un fallo e dunque un calcio di punizione in favore della formazione laziale. Occhio perché comunque la zona non è male. C'è Gianni sul punto di battuta, sembra intenzionata a posizionare il pallone laddove non è assurdo pensare a un tiro in porta, sicuramente. Quattro in barriera per Agosti, che immagino comunque abbia tutte le intenzioni di veder partire il pallone. Si allontana comunque Gianni, resta Pizzi da quelle parti. Alla fine potrebbe calciare Mandara. Sono tutti fuori dall'area di rigore. È uno schema, infatti Mandara va proprio dalle parti di Gianni a cui non è riuscito il tentativo di passaggio di prima intenzione, poi il tiro arriva a palo, forse dopo una parata. Grande occasione davvero per il Lazio col pallone che poi viene allontanato sugli sviluppi lunghi di questo calcio di punizione.
Ci ha provato dunque la formazione laziale, colpendo un legno, colpendo il montante alla sinistra di Agosti. Non era ben riuscito lo schema su punizione, gli sviluppi però stavano per dimostrarsi pericolosissimi. Pallone messo giù, adesso il Lazio prova a guadagnare fiducia, la sfera viene dunque allontanata dalla difesa trentina che se la cava così, non senza gocce di sudore sulla schiena. Poi siamo già dall'altra parte con la Volpatti che cerca un lancio lungo dalle parti di Scalabrin, alla fine ci arriva Scalon in parata centrale. Prova a sfondare ancora lì Bulla, dove però non trova altro che la consapevolezza di una squadra che adesso sta guadagnando anche tanta autorevolezza in campo. Gallo riesce un'altra giocata, poi però viene chiusa a sandwich, trattenuta, sta crescendo anche lei, sta crescendo anche la sua partita, sta crescendo sicuramente il Lazio dopo un avvio tutte a tinte azzurre in favore del Trento. Però adesso possiamo appuntare un'azione per parte, sicuramente. Riavvolgiamo anche il nastro, quel calcio di punizione con uno schema che stava per favorire Gianni, a cui non è riuscito l'ultimo passaggio, quello che poi avrebbe liberato al tiro. Al tiro comunque ci è arrivata Pizzi, che ha colpito il palo alla sinistra di Agosti, che non so se è riuscita a toccare il pallone oppure no. Ciò che è certo è che la sfera si è poi andata a scagliare sul montante. Altra punizione, anche qui Gianni va lunghissima, diventa quasi anche questo un tiro cross, tentativo accennato di uscita col pallone che viene toccato ma che resta lì. Se la cava anche qui la retroguardia trentina, poi però sul pallone non ci può arrivare con un contatto pulito ancora Bulla. Bisogna però fermare il gioco perché sono rimaste a terra 3 ragazze, 2 del Trento e una del Lazio. Bisogna naturalmente prima sincerarsi delle loro condizioni. Necessario anche l'intervento dello staff medico-sanitario della formazione trentina, quando intanto i due allenatori ne approfittano per effettuare una sorta di mini time out. Ne approfittano quindi per confrontarsi con le proprie giocatrici. Da questa parte sponda blu, sponda trentina, mister Turchetti a colloquio fino a poco fa proprio con quella catena di sinistra composta da Lucchetta e Bulla, che tante soddisfazioni sta dando. Poi dall'altra parte anche mister Antonio Macedonio. A colloquio con alcune delle proprie giocatrici. Intanto il gioco può riprendere. Rimessa battuta con Mandara che gestisce la sfera. Alla fine prova a crearsi lo spazio utile lì sulla destra per fare qualcosa, fa sportellate, non subisce fallo, si lamenta un po' di questo con il direttore di gara. Il pallone esce fuori, occhio perché l'arbitro si avvicina dalle parti di mister Macedonio. Ascoltiamo. Se si intralcia la corsa non è mai fallo, questo è quanto ha detto il direttore di gara al tecnico della formazione laziale. Ecco, questo è uno dei pochi aspetti positivi di quando si gioca in un impianto privo di tifosi, si possono ascoltare anche i colloqui in campo, un qualcosa che per certi versi un po' ci ricorda il calcio all'epoca del Covid, quando se ne sentiva di ogni, però insomma lo scenario in quel caso era particolarmente triste e rammaricante. Questo invece, quello del torneo delle regioni, è molto più sereno, molto più allegro, perché in campo c'è sempre spazio per le possibili giovani promesse del calcio italiano, che, diciamo, al netto di quanto è successo ieri, sicuramente non sarebbe una cosa negativa. Il tentativo di velo a eludere Schisa sul rinvio così così da parte di Agosti, alla fine comunque se la cava il Trento. Lucchetta col pallone tra le mani attende Bulla da quelle parti, invece una finta perché va un po' più in profondità, dove il pallone però
neanche lo vede una sua compagna di squadra, ossia Martinelli. Pallone qui adesso intanto conteso e in netto anticipo la Bonfanti con il rinvio di Agosti, che anche qui corre un mezzo brivido. Bulla quindi a ripulire ancora dalle parti di Lucchetta, si ricompone quella coppia mancina, pallone un pelo troppo lungo, difficile da raggiungere, infatti deve arrivarci con le cattive Carminucci. Alla fine l'ultima a toccare però è Mosaner. Alcune cose non ci stanno venendo, restiamo in partita, le sappiamo fare. Queste invece le indicazioni live di mister Turchetti per quanto riguarda la formazione trentina, che adesso rispetto all'avvio di gara è un po' più in difficoltà. Il palo colpito dal Lazio ne è davvero piena testimonianza. Due sostanzialmente le azioni che abbiamo appuntato per il nostro servizio degli highlights, quel legno lì e poi quel insidioso tiro cross già dopo 2 minuti della Volpatti con Scalon, che davvero ci ha messo una pezza. Passaggio filtrante intanto illuminante per Girardi, che insegue il pallone, potrebbe a sua volta tentare un traversone da lì, eccolo che lo prova, colpo di testa però a tenere alta la guardia. Cafiero riesce ad allontanare il pallone. Gallo mette giù, spesso e volentieri è riuscita quella fuga sulla destra alla Girardi lì per quanto riguarda il Trento, ed è proprio su quello stesso versante che adesso sta provando a gestire il pallone Mosaner, però lo perde, controllo infelice e rinvio più alto che lungo in realtà per quanto riguarda Scalon. Infatti il possesso cambia immediatamente, pallone messo a disposizione di Lucchetta, che deve correre e impegnarsi per raggiungere la sfera, così fa. Bonella per vie centrali cerca il passaggio dalle parti ancora di Mosaner, non riesce però a trovarlo, un po' di imprecisione adesso. Lancio di Mandara potenzialmente buono per Gallo, ma c'è molto meglio posizionata ancora Lucchetta. Agosti quindi con il destro a mettere il pallone nella terra di quasi nessuno, quasi, perché ci stava arrivando in gran velocità la Girardi, che però è stata l'ultima a toccare, anzi l'unica a toccare. Infatti la rimessa sarà laziale, qui però l'arbitro chiama la posizione irregolare di partenza, quindi fuori gioco. 1 minuto di recupero perché sta per scoccare adesso il 40°, si giocherà fino al 41°, un giro di lancette di extra time, quindi prima di raggiungere gli spogliatoi. Colpo di testa dopo il lancio lungo col pallone che viene messo giù e allontanato adesso ancora da Girardi a cercare Scalbrin, che si sforza in mezzo a due, si impegna ma proprio non riesce a passare, quindi Scalon esita un po', gli chiedono un lancio lungo ed è quello che fa. Pallone messo giù da Mandara in mezzo a due, prova a passare, spinta palesemente, quindi fallo e calcio di punizione, fallo commesso da Mosaner. Deve essere però rivisto a quanto pare il punto di battuta del calcio di punizione. Gianni qui stava provando a rubacchiare qualche metro di troppo, se ne è accorto subito mister Turchetti, che infatti ha richiamato l'attenzione del direttore di gara. Pallone posizionato sulla linea di centrocampo, Gianni va lì corto da quelle parti, c'è soltanto Mandare a ricevere, poi ancora Gianni col pallone dentro, colpo di testa e più una torre, ma la sfera non passa. Ancora Lucchetta quindi in profondità. Scalbrin lascia che il pallone scorra un po' e alla fine l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo. Finisce così 0-0 il primo tempo tra Trento e Lazio. Ricordiamo, si stanno giocando i quarti di finale di questa splendida competizione che è il torneo delle regioni. Questa è la sponda al femminile. 0-0 dopo 2 inizi di palle gol. Già dopo 2 minuti il Trento si è dimostrato pericoloso con quell'insidioso tiro cross della Volpatti dalla destra, se l'è cavata Scalon smanacciando in corner, poi poco o nulla è successo fino al 33°, quando Pizzi per il Lazio ha colpito un palo sugli sviluppi lunghi di un calcio di punizione. Amici sportivi di Antenna Sud, noi torniamo tra pochissimo per la telecronaca del secondo tempo di Trento e Lazio.
Quasi tutto pronto per il secondo tempo di Trento-Lazio, una gara che ci ha sicuramente saputo intrattenere nel corso della propria prima frazione di gioco, lo ricordiamo, finita 0-0 ed è il parziale dal quale si ricomincerà in questo secondo tempo. Rileggiamo rapidamente le formazioni. Per quanto riguarda il Trento c'è Agosti in porta, in difesa Bonfanti, Bertè, Bonnella e Lucchetta, poi a centrocampo Martinelli con Mosaner, sulla tre quarti Girardi, Volpatti e Bulla a supporto di Scalbrin, unica punta. Per quanto riguarda invece il Lazio, 4-3-3, Scaloni in porta, Mossino, Carminucci, Cafiero e Passarani in difesa, Gianni, Nardelli e Mandara a centrocampo, con in attacco il tridente composto dal terzetto Pizzi, Gallo, Schisa. Ci sono state poche palle gol, ma comunque due nettissime nel corso dei primi 45 minuti. Dopo 2 minuti ci ha provato la Volpatti dall'out di destra con un tiro cross, Scalon se l'è cavata smanacciando in corner, poi al 33esimo la migliore chance invece per i laziali sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pizzi calcia e impatta sul palo alla sinistra di Agosti. Il primo pallone delle riprese verrà giocato dal Trento, che attaccherà in questo secondo tempo da sinistra a destra rispetto al nostro punto di visibilità e anche rispetto anche ai vostri teleschermi. Fischietto in bocca per il direttore di gara, che dà quindi il via anche a questo secondo tempo. Vedremo chi delle due avrà la meglio, se qualcuna, sempre ammesso, dovesse averla meglio, oppure se si andrà ai calci di rigore. Anche in questo caso tiri dagli 11 metri che si sono dimostrati spesso decisivi già nelle battute a eliminazione diretta di questa conclusione del torneo delle regioni. Ricordiamo però che quella che vi stiamo raccontando adesso è una partita femminile tra Trento e Lazio. Pallone gestito nel traffico da Mosaner, che se la cava, quindi va a sinistra dove c'è Lucchetta che chiama in causa ancora una volta Bulla. Si rinnova quella catena bollente e incandescente sulla sinistra. Il pallone alla fine termina sul fondo, ma dopo una deviazione, quindi primo corner della ripresa in favore proprio del Trento. Chiamato lo schema dalla bandierina, pallone all'interno dell'area piccola, colpo di testa di pochissimo alto, ci ha provato Girardi di testa, buona la torsione, buona l'incursione, non ha trovato però di un soffio lo specchio della porta. Fallo fischiato dal direttore di gara, punizione dunque ancora per il Trento, che è sceso in campo in questo secondo tempo con lo stesso piglio della prima frazione, una prima frazione in cui il Lazio è partito un po' alle corde, però poi si è ripreso alla grande. Bertè sventola direttamente in area di rigore, ma all'ingresso dell'area c'era chi la aspettava per far uscire il pallone di testa. Poi Gallo, brava e fortunata, il tocco di esterno di Gianni, ancora a cercare Gallo che insegue il pallone, c'è Bertè da quelle parti a fare buona guardia con tutto il tempo del mondo. Agosti, ancora Bertè, col mancino cerca e trova Mosaner, poi ancora dalle parti lì sulla sinistra di Lucchetta, un trenino infermabile su quel versante. Sventaglia col mancino, non trova però nessun compagno di squadra, trova soltanto Mossino.
c'è una deviazione, nuovo corner, nuovo pallone però da recuperare, perché quello con cui si stava giocando fino ad ora in questi primi 2 minuti e 45 della ripresa è terminato in quello che tendenzialmente a Fasano è il settore dedicato agli ospiti. Ancora Mossino, lunga, poi va nuovamente di testa, controcolpo di testa, col pallone che però piove ancora da quelle parti dove ci sono soltanto maglie arancioni, ma comunque se la cava il Trento, lo stop con il petto di Girardi, poi la palla viene gestita ancora da Gianni, all'indietro, un po' nel traffico, non si riesce a passare, quindi Mosaner a ripulire ma a rimettere il pallone dove c'è, nuovamente a duellare Passarani. Pallone per Gallo, Bertè fa valere il fisico, deve intervenire Agosti in rimessa laterale. Rimessa che viene battuta subito per cercare l'effetto sorpresa proprio dalle parti di Agosti. Ricordiamo che il Trento è una formazione che scende in campo per questo confronto, per questa partita in condizioni assai rimaneggiate. Una intossicazione alimentare pare abbia colpito questa formazione, 6 le assenze infatti, diversi giocatori adattati, tra questi il portiere, tra questi anche un centrocampista adattato lì nel cuore della difesa. Intanto il Lazio conquista un calcio d'angolo. A batterlo ci va Gianni. Gianni col destro, violento, all'altezza del secondo palo, arriva la torre, poi però il pallone viene allontanato da Mosaner. Cafiero si accontenta di una rimessa laterale, chiede posizione mister Micidonio. La rimessa col pallone che scorre, che viene non gestito qui da Schisa, che però può accontentarsi ancora di un'altra rimessa. Rubacchia un po' di metri in avanti, sempre più vicino alla bandierina, la formazione laziale. Ancora un tentativo con le mani, in semiprofondità, il pallone però in aria non ci entra, quindi provano a mettercelo dentro con la forza con questo traversone, però siamo ancora sulla tre quarti. Gianni, alla cieca, non trova nessun compagno, quindi prova ancora a lottare. Altro tentativo acrobatico, ma poi ancora Gianni. Tutto di prima, ma Mandara tenta il destro dalla distanza, alto di un soffio, ci ha provato con coraggio qui Mandara. Alto pallone gestito qui da Volpatti, ancora tuttocampista sulla tre quarti. Scalbrin mette, o almeno prova a mettere a disposizione di Bulla, non riesce però a farlo, anche grazie al solito ottimo lavoro di Mossino. Ancora Mossino, a francobollare un avversario, poi sempre Mandara. Gianni, nuovamente Mandara, cambia tutto con grande qualità tecnica, non riesce però a trovare il suggerimento dalle parti di Pizzi, poi il pallone lo insegue Gallo con poca pazienza, deve allontanare la retroguardia del Trento con il Lazio che però cresce. Passarani. Il tocco di Gallo non riesce ad essere di ritorno, quindi prova a conquistare il massimo della circostanza. Il pallone tocca anche la bandierina e alla fine l'ultima a toccare è un giocatore del Trento, ma il pallone non esce, quindi ancora Gianni prova a vincere un rimpallo, la sfera rimane lì, ancora Mandara. Il tiro di collo pieno di rabbia, ci ha provato Passarani ancora.
Altro colpo di testa ricevuto, ma non gestito dalle retroguardie del Trento. Poi forse c'è un fallo di Gianni. Sì, secondo l'arbitro, dice di aver toccato il pallone. La centrocampista in maglia numero 11 della formazione, oggi in arancio. Intanto l'arbitro qui deve fermare il gioco. Devi essere onesta, il pallone non lo prendi mai. Questa è l'indicazione dell'arbitro nei confronti di Gianni, che continua a non essere troppo d'accordo e che continua a scuotere la testa. Il lancio lungo di Bonfanti, intanto nel cuore dell'area di rigore, dove il pallone lo aspettava lì la difesa del Lazio. Ancora Trento adesso, sempre con Bonfanti, grande giocata, gran dribbling, ne elude due, poi però non passa sulla terza. Il pallone in un certo qual modo torna quasi dalle sue parti, il possesso non cambia, quindi Bonella. Bulla trascina però con sé il pallone, ha cercato una giocata un pelo troppo eccessiva rispetto alla porzione di campo che aveva ancora a sua disposizione lì sulla sinistra. Non è stata affatto fortunata nella circostanza, rimessa quindi laziale. C'è un rimpallo e un tentativo di cambio gioco col pallone che arriva dalle parti di Girardi ma che ancora scivola sul sintetico del Vito Curlo. Lo ricordiamo, si sta giocando sotto una pioggia battente praticamente da questa mattina a Fasano, anzi un po' in tutta la Puglia. C'è questa allerta meteo che sta accompagnando sfortunatamente per i protagonisti il torneo delle regioni in un periodo dell'anno in cui tendenzialmente in Puglia splende il sole e come. La rimessa col pallone gestito con la coscia, poi il tentativo di esterno, deve allontanare la sfera Gianni, ma precedentemente c'era stato un fallo di sfondamento commesso ai danni di una calciatrice del Lazio, quindi punizione da una zona difensiva, dalla propria tre quarti difensiva per le ragazze in arancio di mister Macedonio. Altro lancio lungo col pallone che viene messo giù, però non passa, quindi ci prova ancora con le cattive Gianni, centrocampista di grandissima personalità, oltre che di qualità tecnica. Prova ad invocare un po' di calma qui il direttore di gara, ce l'ha anche con Mosaner, si sta sicuramente alzando, sta impennandosi. Il tasso agonistico di una partita che comunque vale tanto, perché in palio c'è un posto nelle semifinali. Qui ha cercato una giocata di troppo la Gianni, infatti il possesso è cambiato, è stata costretta a commettere fallo una sua compagna di squadra. Break e punizione per il Trento. Minuto 11 sul cronometro, 0-0 ancora il parziale, però adesso ci stiamo divertendo. Ancora Gianni praticamente su ogni pallone ad intercettarlo, poi dall'altra parte Passarani, sempre Gianni scivolando in equilibrio precario, Passarani se la cava, poi di testa Girardi, pallone tenuto in campo, c'è un pressing che viene alzato ma se la cava molto bene la Bonfanti, poi il tocco di prima intenzione di Martinelli, il pallone alla fine scorre e scivola tra i guantoni di Scalon. Non troppo impegnate per il momento i due portieri. Rinvio così così, ma comunque efficace. Ancora Gianni al centro per Gallo che la alza con l'esterno dalle parti di Pizzi. Nuovamente Gallo prova ad andare via con una giocata. Bertè riesce nell'anticipo. Pallone ancora in rimessa laterale. Passarani col pallone tra le mani. Gianni vuole essere servita, poi però invece si va dalle parti di Gallo. Altro colpo di testa, altra rimessa. Se ne accontenta Gallo. Bertè la tiene vicinissima in marcatura. Colpo di testa di Pizzi all'indietro, pallone poi allontanato quasi con il tocco, cerca un controllo fortunato qui Gianni che poi commette fallo su Volpatti, fallo sicuramente non cattivo, ha provato a raggiungere il pallone pur avendolo perso dalla propria visuale, alla fine ha colpito non la sfera ma soltanto il numero 20 avversario che rimane quindi giù, ha subito una botta.
necessario l'intervento dello staff medico-sanitario per sincerarsi delle condizioni di Volpatti, e fino ad ora sicuramente ha giocato una partita importante in termini di prestazione. Su alla prima vera e propria chance di questa partita, svaria tanto lì sulla tre quarti, spesso e volentieri alternandosi con la Girardi lì sulla destra, invece Bulla a sinistra resta, non partecipa a questa alternanza che ovviamente dovrebbe andare a beneficio della centravanti Scalbrin. Però va detto che entrambe le punte fino ad ora sono rimaste ingabbiate dall'ottima fase difensiva di entrambe, dall'ottimo lavoro dei quattro centrali, Bertè e Bonella da una parte, Cafiore e Carminucci dall'altra. Prestazione degna di nota difensivamente parlando, con qualche trama offensiva interessante sia per il Trento che per il Lazio, però ancora reti vergini al minuto 13 e mezzo, il parziale resta fermo sullo 0-0 al Curlo di Fasano. Zoppica vistosamente, Volpatti abbandona momentaneamente il terreno di gioco, potrà rientrare, potrà tornare ad essere della partita solo quando il direttore di gara gli darà l'ok. Lancio lungo, colpo di petto a controllare, ancora Gianni, nuovamente dalle parti di Pizzi, poi Gianni, tutto di prima, il pallone non passa, stava per nascere veramente una bella azione manovrata per il Lazio. Vediamo cosa ne nasce invece per quanto riguarda il Trento, con la grande giocata di Girardi che però poi si perde praticamente sul tocco più semplice, quantomeno nelle apparenze. Passarani vede Pizzi che prova ad andare in velocità, Bonfanti aspettava esattamente quello prima di chiamare in causa il proprio portiere. Agosti, Mosaner mette giù nell'ultimo istante disponibile, poi trova il corridoio utile da quelle parti dove il pallone viene perso ma solo per un istante. Ancora Mosaner a ripulire la sfera, poi a scaricare sulla sinistra dove c'è Lucchetta. Ancora dalle parti di Bulla, il tocco è buono per Scalbrin, poi ancora pallone sul versante mancino dove prova a accendere un po' il motorino, proprio Bulla non riesce però a farlo, arriva alla fine il tiro di Volpatti, pallone alto sopra la traversa. Schisa si abbassa per partecipare alla manovra, ma Mosaner ruba immediatamente il pallone. Con calma adesso il Trento, spazi un po' chiusi, un po' otturati, si ricompatta molto bene qui il Lazio. È un uomo su uomo praticamente. Pallone toccato, gestito da Bulla, poi tenta una giocata un po' di troppo, commette fallo, si continua però a giocare per la norma del vantaggio. Mandara quindi dalle parti di Gianni, converge per vie centrali, poi cerca un passaggio filtrante, illuminante dalle parti di Gallo che forse non ci ha creduto. Era un passaggio intelligentissimo quello di Gianni, davvero una coppia lì a centrocampo, Gianni Mandara di qualità e quantità. Poi alla manovra nella cabina di regia partecipa ovviamente anche la Nardelli, capitano di questa formazione, play vero, però è un centrocampo che per caratteristiche sembra veramente impeccabile. Altro suggerimento in profondità. Ad intervenire c'è ancora la Bonfanti col pallone che esce, secondo l'assistente, che aiuta così l'arbitro. Passarani batte questa rimessa, non benissimo, combatte Schisa, poi ancora Gianni, non trova Schisa, il pallone piove proprio dalle sue parti, alla fine viene allontanato in rimessa laterale, rimessa trentina. L'hai toccata con la schiena, dice l'arbitro a Passarani, e con la spiegazione di questa rimessa che Bonfanti non vuole perdere tempo a battere. Girardi a recuperare il pallone, gli dà una mano Scalbrin, poi ancora una gran giocata da parte di Girardi con Scalbrin che viene fermata da Gianni, che è anche in difesa a quanto pare. Controllo con la coscia orientato, poi il tentativo di cross murato sul nascere, calcio d'angolo in favore del Trento.
Martinelli sul punto di battuta di questo corner, traiettoria ad uscire con il destro, palla sul secondo palo, colpo di testa di nessuno, infatti la palla rimane lì, viene gestita, poi il tiro col pallone che rimane da quelle parti, viene ancora toccato da Lucchetta, c'è un'altra conclusione con la parata. Ancora su Ilaria Volpatti, Scalon, gli nega la gioia del gol, ancora Volpatti. Pallone per Girardi, per vie centrali, non si passa, ancora Girardi, vuole andare sul mancino forse, alla fine però bisticcia un po' col pallone, brava e fortunata nel rimpallo, la sfera non arriva sulla sinistra, tentativo qui in porta direttamente a voler sorprendere Scalon che poco fa si è resa protagonista di un grande intervento su Volpatti. Pallone gestito in una vera e propria bagarre, a ripulire ci pensa ancora Gianni, chiamato in causa all'indietro Mosaner, col pallone che poi però torna a centrocampo. Bonfanti, una finta. Bertè, lunga, col mancino, cerca il suggerimento di Bulla che guarda Lucchetta, vorrebbe ancora il passaggio da quelle parti, vorrebbe rinnovare quell'asse che infatti riesce, fraseggia a meraviglia, poi il pallone però viene perso, occhio quindi al possibile break in contropiede da parte del Lazio. Ancora Gianni, fa sportellate, tiene botta, tiene il pallone, lo conserva e conserva anche il possesso dei suoi. Qui va giù con eccessiva leggerezza Gallo, il pallone poi viene spazzato addosso a Pizzi, momento un po' confuso, adesso forse sta venendo fuori la stanchezza. 20 sul cronometro, 0-0 ancora il parziale. Passarani, la rimessa lunga, il colpo di testa ad allontanare il pallone, poi la spizzata ancora di Mosaner all'indietro, trattenuta su Volpatti, stai su, gli dice il direttore di gara. Volpatti qui alza le braccia, fa spallucce, quasi come a dire non ho chiamato assolutamente fallo. E intanto si continua a giocare, ancora il Lazio in avanti con il tentativo della Mossino, tenta un traversone, la palla poi arriva in un certo qual modo dalle parti di Gallo che però bisticcia con la sfera, alla fine subisce fallo Mosaner. C'è un cambio tra le fila del Trento, esce Bulla, entra Sveva Burlon, classe 2010. Vediamo se cambia qualcosa, anche se sinceramente non credo perché Burlon è andato a posizionarsi proprio lì, come alla sinistra, dove era presente Bulla prima del cambio. Pallone scorre, in rimessa laterale, senza che ci arrivi nessuno, quindi ancora Trento, col pallone tra le mani. Bonfanti qui rischia di non battere bene la rimessa, poi lo fa chi non fa bene il suo, invece in questa circostanza è la Girardi che cerca un tocco forse troppo elegante rispetto alla marcatura stretta che aveva addosso, quindi pallone perso, rinvio dal fondo, ancora per il Lazio. Siamo ormai nella seconda metà del secondo tempo, potremmo dire nell'ultimo quarto di gara, reti ancora vergini allo stadio Vito Curlo di Fasano, ricordiamo si stanno giocando i quarti di finale del torneo delle regioni, queste le partite femminili Trento e Lazio. Agosti per vie centrali, poi viene alzato un campanile dalle parti di Girardi, dalle parti per usare un eufemismo perché il pallone era veramente irraggiungibile per la 10.
Altra rimessa di Passarani, colpo di testa da allontanare, contro colpo di testa di Nardelli, poi il pallone torna in rimessa laterale, torna fuori, ancora Bonfanti con la sfera tra le mani. Lo stop con il petto, poi ancora a scaricare lì sulla sinistra. Lucchetta rinuncia un po' all'offensiva, si torna a sventagliare sempre delle parti di Girardi, che questa volta forse è stata pescata un po' fuori posizione, pallone letteralmente a metà strada tra Girardi e Volpatti. Prova a costruire dal basso qui il Lazio, che però perde rovinosamente il pallone con Cafiero. Alla fine ci mette una pezza una sua compagna di squadra e non riesce a controllare Passarani, quindi regala una rimessa al Trento. Bonfanti ancora per Girardi, c'è un fallo commesso dalla 10 in maglia azzurra, quindi punizione ancora per il Lazio. Ha provato prima Cafiero a prendere palla ricevendola dal portiere, a sgusciare in mezzo a tante maglie azzurre, non è riuscita però a farlo. A breve, a stretto giro potrebbe arrivare anche un cambio per la formazione laziale, stiamo vedendo un po' di movimento in panchina. Gallo stoppa, prova a controllare il pallone, fa veramente buona guardia qui Mosaner. Bonfanti per Volpatti, altra deviazione, nuova rimessa laterale, adesso i ritmi si sono abbassati un po'. Un quarto d'ora al termine del match, 0-0 ancora il parziale tra Trento e Lazio. Altro pallone lanciato in avanti per Girardi, facile per Cafiero controllare la traiettoria della sfera, facile anche per Scalon recuperarla dopo la parata di pochi minuti fa su Ilaria Volpatti, senza dimenticare anche l'intervento in avvio di gara già dopo un minuto ancora sulla Volpatti. Quello era più un cross, quello del secondo tempo invece decisamente un tiro. Prova a riaccendersi adesso Gianni. Lo scarico, corridoio a sinistra per Pizzi, pallone dentro, ancora per Gallo che sul più bello viene anticipato dalla Bertè. Poi ancora Gianni. Vorrebbe disegnare qualcosa lì dalla tre quarti, trova un compagno a supporto, quello di Passarani è più un cambio gioco che viene però ben accetto solo dal retroguardia del Trento. Ancora Volpatti. Converge per vie centrali, va nella zona di traffico assoluto, forse un po' sbaglia, alla fine però fa valere la propria struttura fisica per tenere in campo il pallone con grande audacia e perseveranza. Bertè lunga, dove cerca Scalbrin di raggiungere il pallone, non riesce a farlo, ingabbiata ancora dall'ottima retroguardia laziale. Mosaner fermata senza fallo secondo l'arbitro, pallone ancora una volta disputato dalle parti di Gallo, che sta correndo veramente tanto ma che sta ricevendo pochissimi palloni giocabili. Un po' lo stesso discorso che vale per la Scalbrin, letteralmente dall'altra parte del rettangolo di gioco. Pressing alzato, c'è forse un fallo, non secondo l'arbitro, che ha avuto un attimo di esitazione. Alla fine ancora la Volpatti prova ad andare via, fermata, intervento anche questo sul pallone da parte di un inesauribile Mosaner. Altro pallone all'indietro. Passarani, poi Cafiero, adesso Mossino lì sulla destra. Alza la testa, vorrebbe mettere un cross, invece il passaggio è filtrante per Mandara, che però un po' in ritardo. Non aveva forse compreso fin da subito le intenzioni della compagna, poco male perché comunque strappa una rimessa laterale il Lazio. Altra rimessa, battuta in aria, ma il pallone in aria non ci arriva mai perché viene subito anticipato da un difensore della formazione trentina. O meglio, si trattava di Martinelli.
colpo di testa ad indirizzare la traiettoria verso la compagna di squadra, così però non è, quindi la palla si spegne e si addormenta sul fondo, così come si addormenta un po' il ritmo di una partita che era iniziata con chiave semilenta, poi era andata via via aumentando nei giri del motore proprio nel corso del primo tempo. Il secondo tempo era partito bene, poi però c'è stato un po' un abbassarsi in termini sempre di intensità. Il tocco difettoso da parte di Pizzi, che infatti perde il pallone. Bonfanti ancora subito a ricevere, dall'altra parte c'è Nardelli, Mandara, Gianni per vie centrali, cerca ancora Gallo, non la trova, poi rischiano di pasticciare tanto 3 difensori su 4 della formazione trentina, combatte qui nel frattempo Burlon, commette fallo però secondo l'arbitro. Eccolo il cambio della formazione laziale, pronta ad entrare in maglia numero 4 Giulia Campofiorito, classe 2006. Prende il posto di Pizzi. Vedremo dove andrà a posizionarsi, se sempre sull'out di sinistra oppure se cambia qualcosa, anche se da qui mi sembra che sia già andata a ricoprire quella casella. Però siamo su un piazzato, pronta ancora Gianni sul punto di battuta. Difficile pensare ad un tiro in porta da questa distanza, siamo a metà strada tra l'area di rigore ed il cerchio di centrocampo. Invece Gianni cerca la porta, la respinta di Agosti mi ha smentito immediatamente. Gianni che qui conquista un corner. Ancora Gianni dalla bandierina, traiettoria a rientrare, colpo di testa quasi a botta sicura, non ha trovato però lo specchio della porta, nuovamente Mandara, poi il tiro ancora di Gianni che adesso ha cominciato a calciare da ogni angolo del rettangolo di gioco. Ancora attenta Agosti, nuovo calcio d'angolo. Nuovo corner, ancora Beatrice Gianni, questa volta all'altezza del primo palo, nuova deviazione, nuovo calcio d'angolo, questa volta in corner il pallone l'ha messo Bertè. Chiamato un altro schema, terzo corner consecutivo per Gianni, questa volta all'altezza del secondo palo, pallone allontanato come meglio possibile dalla retroguardia del Trento. Sta aumentando adesso i giri del motore della formazione laziale, appoggiandosi sulle spalle di Beatrice Gianni che prova adesso a chiamare in causa l'appena entrata Campofiorito. Tentativo di cross, il pallone rimane lì, poi è un cioccolatino per il portiere avversario Agosti che fa su il pallone. Pallone subito rubato, c'è il tentativo col pallone che termina di un soffio alto sopra la traversa, aveva pasticciato qui la retroguardia del Trento. Ci ha provato con questo tiro un po' particolare, se non altro. Gallo? Chi è? Scusa. Prova a sfruttare quindi questo momento la formazione laziale. Bonella all'indietro, la giocata di Bonfanti che subisce fallo secondo il direttore di gara. Fallo commesso proprio dalla Gallo.
più Lazio che Trento adesso, al minuto 33, vediamo quale sarà la risposta sul campo delle calciatrici in maglia azzurra di mister Turchetti. Burlon, una delle due subentrate in questa partita nel corso del secondo tempo, una finta, va sul destro, cambia quindi piede, vorrebbe collezionare il massimo da lì, cioè una rimessa laterale, alla fine riesce in un cross in equilibrio precario. Scalbrin lotta, ma alla fine è lei l'ultima a toccare, rinvio dal fondo. Altro lancio, altra deviazione, altro tocco con il tacco da parte di Gallo, anche qui però non trova nessuna compagna di squadra. Poi Girardi col mancino, gli si oppone un difensore, poi però c'è il tocco a salvare tutto di Cafiero, ma non è finita, ancora Girardi col destro cerca la porta, non c'è mira, però non c'è precisione, potenza sì, c'è sicuramente un po' di stanchezza. Altro cambio per quanto riguarda il Trento. Entra Alessia Comandella in maglia numero 8 ed esce Scalbrin. Secondo cambio, entra quindi Comandella e adesso sì che si ridisegna ovviamente un po' il Trento. Comandella va in mediana, Martinelli sale un po' e Volpatti va a fare la punta. Altro pallone conteso un po' a metà strada. Mosaner lo tiene con una finta, prova ad andare sul mancino per crossare, invece poi torna sul destro. Burlon cerca il passaggio di ritorno in una zona di campo veramente troppo stretta, su un fazzoletto di terreno si sta giocando e infatti ne esce però bene il Lazio. Pallone gestito, vorrebbe rubarlo, ancora Mosaner riesce a farlo, poi forse un fallo, sì, secondo l'arbitro, punizione per il Trento. Occhio quindi a questo calcio di punizione, che è praticamente un corner decentrato, siamo quasi lì. 3 in barriera per Scalon, che vuol vedere partire il pallone per un'uscita, perché da lì davvero non si può calciare, non può smentirmi nessuno questa volta. Proprio l'uscita di Scalon, infatti, a confermare, poi c'è il tiro, tentativo velleitario col pallone che si spegne, quasi rimessa laterale, sarà appena un rinvio dal fondo. ...37 sul cronometro, ancora 0-0, adesso però stanno pian piano fioccando le palle gol, dopo un buon break del Lazio ora sta provando a farsi vedere il Trento. Bertè cambia tutto, sbaglia però perché calcia addosso un avversario, Schisa quindi servita da Gallo, l'1-2 tentato, Schisa è più veloce dell'avversario, prova a calciare Schisa, c'è l'errore, poi il pallone rimane lì ed è troppo facile per Campofiorito mettere a segno al 38esimo il gol del vantaggio del Lazio, sicuramente imprecisa Agosti ma c'è fuorigioco. Fuorigioco credo di Campofiorito perché Schisa di sicuro è partita in posizione regolare. Gol annullato quindi
Non si dà pace qui Schisa. Così come anche la stessa Campofiorito, che aveva trovato al minuto 37 il gol dell'1-0. Cafiero all'indietro, quindi Scalon, ancora Cafiero, Passarani male, però lo gestisce questo pallone che infatti si perde, poi rimessa laterale, Spauracchio passato per il Trento che adesso torna ad attaccare, continua a non capacitarsi della scelta dell'assistente il tecnico del Lazio, però questa volta l'azione è potenzialmente buona. Ancora Campofiorito che prova ad andare, l'intervento in scivolata di Bertè. Rimessa battuta lì, pallone ben gestito questa volta da Gallo che forse attende qualche istante di troppo, un po' trattenuta da Comandella. Si continua però a giocare. Altro lancio lungo, colpo di testa un po' viziato anche da una mezza spinta di Mosaner, alla fine quasi recupera il pallone il Trento, deve intervenire per allontanare con le cattive Carminucci. Campofiorito ad inseguire ogni pallone, il gol ha ringalluzzito senza ombra di dubbio la sua prestazione, seppur annullato. È entrata molto di più adesso in partita che prima. Passarani va giù, si continua a giocare, intervento pulito sul pallone secondo il direttore di gara, quindi Girardi, è rimasta a terra Passarani che deve rialzarsi adesso, intanto Comandella a scaricare lì sulla sinistra. Lucchetta. Punto un'avversaria, vorrebbe saltarla, vorrebbe arrivare in zona cross, ci prova ad effettuarlo. Mossino ancora a rinnovare quel mismatch, a rinnovare ancora quella partita nella partita di cui vi parlavamo nella prima frazione di gioco. 2 minuti di recupero, siamo quasi nell'extra time, rimessa qui battuta male, controfallo, quindi con le mani adesso ci va il Lazio. Ultimi 2 minuti di lancette per provare a schiodarsi dallo 0-0 e per scongiurare il pericolo dei calci di rigore tra Trento e Lazio. Ricordiamo che Lazio al minuto 37 era riuscito anche a portarsi in vantaggio con il gol di Campofiorito, viziato dalla conclusione di Schisa e dalla respinta così di Agosti, gol che però viene annullato per posizione di offside. C'è un giallo intanto per Comandella, ammonita dal direttore di gara, che qui infatti ha chiesto all'assistente di appuntare anche il motivo, cioè comportamento antisportivo. Non riesco a scrivere questo per farvi capire quanto stia piovendo. Colpo di testa ad allontanare, poi il tocco quasi con il ginocchio per provare a trascinare il pallone avanti con sé, alla fine però se la cava la retroguardia trentina. Ancora il Lazio però, sempre Mandara. In mezzo a due non si passa, non c'è neanche fallo, quindi Gianni tiene alto il pressing, recupera anche il pallone, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea laterale di campo. Ancora secondo il secondo assistente, cioè colui che ha sventolato la bandierina per annullare il gol che aveva per qualche istante illuso le calciatrici del Lazio. Campanile, up and under, Comandella ci mette la zampata, non può però beneficiarne nessuno. C'è l'errore da parte di Cafiero col pallone che poi ritorna ancora dalle parti della 10. Girardi che il fallo a quanto pare lo commette. Qui tanto Comandella rischia perché è già ammonita. L'arbitro fa allontanare anche Passarani, altro carattere temperato, e rimprovera proprio la Comandella. Prova a mettere un po' di calma e di serenità in campo il direttore di gara, che allontana anche Martinelli. Adesso però salgono tutti. Teoricamente i due di recupero sarebbero finiti. Vediamo come gestirà quest'ultimo pallone il Lazio. Gianni va forte in area di rigore, sul pallone non ci arriva nessuno, potrebbe pensare di lasciarlo scorrere sul fondo. Bertè che combatte, fa valere fisico e centimetri, e l'arbitro dice che può bastare qui. Per quanto riguarda i 80 minuti regolamentari, 0-0, la gara non si è sbloccata, quindi chi passerà il turno, chi andrà a giocarsi le semifinali, lo scopriremo soltanto dopo la striscia di calci di rigore.
Dario. Veneto 3-0. Cercano la giusta dose di motivazione nei rispettivi cerchi che si compongono nei pressi della panchina, sia Sponda Trento che Sponda Lazio, le 22 calciatrici che hanno dato vita a 80 minuti giocati sicuramente ad alta intensità, poi però nessuno è riuscito a far gol, o meglio, c'era riuscito il Lazio, ma il gol è stato annullato. Riviviamo rapidamente quelle che sono state le emozioni del match. Dopo 2 minuti Trento già pericoloso, insidioso il tiro cross dei Volpatti dalla destra, se la cava Scalon che smanaccia in corner, poi dopo un buon avvio della formazione in casacca azzurra ci hanno provato anche i laziali. Al 25esimo Pizzi ha conquistato un corner, al 33esimo proprio Pizzi ha colpito un palo dopo il primo tempo, poi nella ripresa qualche emozione c'è stata. Al sesto ricordiamo il tiro di Mandara, pallone sul fondo anche se non di molto. Passarani ci ha provato con coraggio e con violenza senza però trovare lo specchio a sua volta. La Volpatti però spesso e volentieri riuscita a rendersi pericolosa, ci ha riprovato al quarto d'ora, ha trovato la parata di Scalona a dirle di no. Alla mezz'ora Gianni ci ha provato in almeno 3 circostanze, prima su punizione, poi sugli sviluppi di un suo stesso calcio d'angolo battuto ben 3 volte. Al 32esimo Schisa ha provato a sfruttare un errore difensivo col pallone che si è abbassato, una sorta di pallonetto se così vogliamo considerarlo, però poco fortunato. E al 37esimo l'episodio di cui vi stavamo parlando, il tiro di Schisa, la respinta di Agosti e poi il tiro a porta sguarnita di Campofiorito che ha insaccato, però la bandierina dell'assistente era alta. 1-0 annullato quindi per fuorigioco. Eravamo a 3 dal termine del match, più 2 di recupero in cui sostanzialmente non è successo nulla, e di conseguenza è una partita che si deciderà ai calci di rigore. Rigori che avverranno praticamente, possiamo dire, sotto la curva dei tifosi del Fasano, però dove tifosi ovviamente non ce ne sono. Giocasse il Fasano in casa sarebbe sicuramente un buon fattore. Il primo tiro per quanto riguarda il Trento viene incaricato da Capitan Mosaner. Mosaner contro Scalon. C'è il fischio. Va Mosaner, Scalon glielo para. C'è l'errore del capitano del Trento, adesso però per il Lazio ci va Gianni, senza ombra di dubbio tra le fila dei suoi la migliore in campo fino ad ora. Gianni contro Agosti. Andrà con il destro. Va Gianni, esecuzione impeccabile, gol. 0-1 quindi dopo i primi 2 calci di rigore. Per quanto riguarda il Trento adesso c'è Rebecca Martinelli sul punto di battuta.
Martinelli contro Scalon, va Martinelli, traversa, gol. Aveva capito la soluzione centrale Scalon, però nulla ha potuto fare, pallone sulla traversa e poi ad insaccarsi alle sue spalle. E arriva adesso il momento di Giovanna Mandara. Giovanna Mandara contro Angela Agosti. C'è il fischio dell'arbitro. Mandara la parata, ma c'è anche il gol. Rigore calciato con violenza, quindi 2-1 per il Lazio, dopo i primi 4 calci di rigore. Adesso Ilaria Volpatti. Ci ha provato in almeno 2 circostanze nel corso degli 80 minuti regolamentari. Scalon in altrettante circostanze è stata brava a dirle di no, sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco, molto più complicato forse, se vogliamo, quest'ultimo intervento, anche se il primo era particolarmente insidioso. Volpatti contro Scalon. La rincorsa di Volpatti che la congela, destro all'angolino, gol del Trento. Per quanto riguarda invece il Lazio, adesso Irene Vittoria Cafiero sul punto di battuta. Va Cafiero, soluzione centrale, la tocca ma non basta Agosti. Ed è il 3-2 del Lazio. Per quanto riguarda invece il Trento, ora ci va Fiamma Lucchetta, altra grande interprete di questa partita. A tutta fascia, tanta corsa, tanta grinta. La rincorsa di Lucchetta, anche qui tentativo impeccabile, Scalon spiazzata, c'è il gol del Trento. Tocca adesso a Giulia Gallo per quanto riguarda il Lazio, prestazione della sua partita, la sua di grande sacrificio, pochi spazi, poche chance, poche nitide palle gol, lo sporco lavoro del centravanti. Gallo contro Agosti per andare sul 4-3. La rincorsa di Gallo, Agosti anche qui tocca, ma non basta, c'è il gol da parte del Lazio. Non ha più margine di errore, adesso il Trento va ad incaricarsi di questa pesantissima responsabilità, un'altra grande protagonista di questa partita. Martina Bonfanti, classe 2008, lì sulla destra come terzino ha giocato una gara di notevolissimo spessore. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Bonfanti e c'è la parata di Scalon. Il Lazio è in semifinale, vince alla lotteria dei calci di rigore, decisive le 2 parate di Scalon sul primo e sull'ultimo rigore. Amici sportivi di Antena Sud, di Teleregione e dell'intero gruppo editoriale di Stante, grazie per averci seguito. Non cambiate però canale perché tra pochissimo daremo spazio ad un'altra partita, sempre del torneo delle regioni. Dal femminile passiamo al maschile e passiamo nel dettaglio ai quarti di finale Under 19 Liguria Lazio. Restate con noi. Grande.